Buon pomeriggio e benvenuti, bentrovati dal Tenni, dall'Omo. Buon pomeriggio. Il calcio che conta in questo caso. Naturalmente un ritorno al passato che ci fanno vivere in questo momento con l'inno del Treviso che da parecchio tempo non sentivamo. E allora, inno del Treviso, festa del settore giovanile, perché sono stati presentati tutti i giocatori del settore giovanile, tutte le squadre del settore giovanile del Treviso Academy, e soprattutto si è rientrati nella casa del Treviso, come l'hanno soprannominata, come l'hanno chiamata, e per l'appunto lo stadio Omo Bonotenni, che credetemi è un altro bel vedere, perché mesi fa la situazione era piuttosto incredibile per quanto riguardava la sporcizia, per quanto riguardava proprio la sistemazione di questo impianto. Grazie, come è stato detto, a numerosi volontari, il tutto è stato sistemato, il tutto è stato ridisegnato, per così dire, e finalmente pulito. Il Tenni ritorna a splendere per ospitare quest'anno un campionato di promozione che i più si attendono sia veloce, cioè con vittorie di campionato o quantomeno con passaggio alla prossima categoria. E allora vedremo quello che succederà. È un inizio, per quanto riguarda la squadra, non molto brillante. La formazione di Checco Feltrin non è riuscita ad esprimere il gioco che potrebbe esprimere, visto i nomi che ci sono all'interno della rosa. Ancora chiaramente sta soffrendo un po' lo stress che avrà e sarà sottoposto il Treviso quando giocherà contro qualsiasi squadra di questo girone, di questo campionato. Una qualsiasi squadra che vorrà fare bella figura tenderà a farla contro proprio il Treviso Calcio. Esaurito l'inno del Treviso, adesso tra poco dovrebbero entrare le due squadre. Io sono già in grado di darvi le formazioni che i due tecnici hanno predisposto e hanno scritto sulle loro distinte, e allora lo guardiamo anche noi. Cominciamo dal calcio Marcon, che schiera Pomiato, Tamburini, Visentin, Borsato, Meneghel, Calza, Fornasier, Guida, Mezzato, Delaini e Pavan. In panchina il signor Berto porta Bonanno, Pieretto, Gianni, Apolito, Maniero, Teodoro, Chinellato, Fornasier e Zanatta. Stanno entrando le riserve, per così dire, gli uomini che vanno ad accompagnarsi al mister Checco Feltrin e a Berto in panchina. Allora il Treviso Calcio risponde con questo 11: Bazzicchetto, Strippoli, Beccaro, Spadari, il capitano Guzzo, poi Stradiotto, Ipati, Pinariello, Morbioli, Paladin e Carraro. Carraro è l'ultima novità della settimana, è arrivato da poco, ha firmato il contratto, è già in campo. Checco Feltrin lo ha scelto e lo ha mandato subito in campo. Carraro tra l'altro è un ex, alcuni anni fa era qui, quindi non si può nemmeno parlare di novità, lo si conosce come giocatore, e quindi non ci sono problemi. A disposizione di mister Feltrin troviamo Mion, Darold, Basso, Modolo, Marcon, Magli, Concas, Zambon, Luna, e accompagnato dagli applausi del Tenni entrano in campo le due squadre che saranno guidate, per così dire, saranno arbitrate dal tecnico, dall'arbitro Tiozzo della sezione AIA di Chioggia, coadiuvato dagli assistenti Fagian e Cicogna. Maglia celeste come di conseguenza per quanto riguarda questa prima al Tenni, maglia celeste con calzettoni e calzoni bianchi, mentre risponde il Marcon con una maglia blu con strisce sul petto bianche, con calzoncini e calzettoni blu.
Per quanto riguarda il pubblico, ancora possiamo dire che è un buon pubblico. Oggi c'è stato anche l'incremento dovuto al fatto che molti genitori delle squadre sono presenti, hanno voluto essere presenti e non mancare a questa manifestazione, a questa partita casalinga. È la prima del Tenni dopo tutto quello che è successo, come diceva poco fa il sindaco Conte. Il resto è passato, quindi andiamo al futuro di questo Calcio Treviso, futuro per quanto concerne la squadra e futuro per quanto concerne la società. Sembra una società seria, sembra una società in grado di poter andare finalmente avanti, non come altre società che avevano preceduto appunto questo sodalizio. Ci sono anche gli ultras del Treviso che hanno trovato posto, che hanno trovato spazio, sono stati salutati anche dal sindaco in precedenza. Mario Conte è andato sotto la gradinata per salutarli ed applaudirli. E allora è tutto pronto, fischio dell'arbitro, inizia la prima del Treviso in casa davanti al proprio pubblico. All'Omo Bono Tenni in campo le due formazioni. È partita che in ogni caso riveste importanza, perché come vi ho detto la squadra non è che sia partita benissimo per quanto riguarda la formazione trevigiana. La formazione bianco-celeste deve andare a cancellare i dubbi e soprattutto deve farlo con un organico che è di tutto rispetto. Il primo colpo di testa tentato è riuscito, il primo tiro, c'è il gol subito, non sono passati nemmeno un minuto, 33 secondi di gioco e il gol di Beccaro che va a trovare l'angolino alla destra del portiere Pomiato, che nulla ha potuto. Bravo Beccaro, ottimo il colpo di testa spizzato di Morbioli per il tentativo di tiro di Paladin. La palla è rimbalzata su Beccaro che è andato al tiro di prima intenzione. 33 secondi passati qui all'Omo Bono Tennis, si mette tutto nella facilità, diciamo così, no? Ma non parliamo troppo e andiamo a seguire naturalmente questa gara. Attenzione a questo errore che poteva costare caro. Riparte il Treviso dalla propria metacampo cercando di impostare un'azione con il numero 3 Beccaro, per l'appunto l'autore del gol. Manovra con Stradiotto, poi in linea orizzontale ancora Stradiotto che riceve palla. Attenzione, ne approfitta subito il giocatore numero 18 Delaini. La confusione ci sarà un pochino per quanto riguarda il Marcon, perché il Marcon ha optato per la scelta di questi numeri personalizzati e quindi non c'è l'ordine normale, regolare, vecchio se volete del calcio che c'era una volta, però dall'1 all'11 insomma rende il lavoro un pochino più facile anche a noi commentatori. Per quanto riguarda il Treviso riparte con ancora Stradiotto per pescare Spadari. Linea orizzontale sempre con Carraro che viene a riprendersi palla, alza la testa, guarda la posizione dei suoi, trova Paladin libero, Paladin in verticale subito per cercare il movimento di Ipati, ma nulla da fare, anticipato dal diretto avversario. Poi perdono palla quelli del Marcon, ancora un cross, è troppo alto e troppo forte per la testa o per qualsiasi altra cosa volesse fare Morbioli, che la può vedere soltanto dall'alto, lasciarla sfilare e controllarla per quanto riguarda la rimessa in gioco del Marcon. Ancora Carraro che di testa va ad interrompere questo tentativo di ripartenza da parte del Marcon. In piedi i due tecnici davanti alla panchina con Checco Feltrin che sta provando a dare qualche indicazione, però la partita si è messa subito bene. 33 secondi dal fischio d'inizio e già in gol, già 1-0 per il Treviso. Parte Morbioli sulla fascia sinistra del campo, non riesce a trattenere questa palla, protesta con l'arbitro perché voleva un fallo che il numero 17 secondo lui aveva compiuto. Non è così, non è di questo avviso il signor Tiozzo, e allora con le mani la ripresa in gioco per il Marcon, colpito a freddo, e bisognerà vedere se riuscirà a risistemarsi in fretta oppure se avrà subito notevolmente questo gol in 33 secondi. Lo ripetiamo, parte ancora Pinarello cerca un compagno libero, lo trova, deve appoggiarsi su Carraro, anticipato nettamente invece il numero 7 Ipati. Riparte il Marcon che adesso sembra aver trovato un po' di coraggio ad uscire dalla propria area. Bazzichetto, il rinvio con i piedi del portiere trevigiano.
Paladin che prova a fare a sportellate con il suo diretto avversario, rischio di mezzato che va per linee orizzontali, si arrabbia il suo tecnico Berto che allarga le braccia e dice nemmeno nel calcio giovanile fanno queste cose, quindi attenzione. In avanti Delaini sulla fascia sinistra del campo, blocca tutto ancora il Treviso che può ripartire con Spadari porta palla, si fanno sentire gli ultras del Treviso, accorsi in massa anche quest'oggi per la prima del Tenni. Lancio lungo, verticale ancora per Paladin, si guarda intorno, chiede e ottiene l'appoggio di Beccaro, autore del gol in precedenza. È un cross che termina abbondantemente alto e termina sulle gradinate opposte a dove sono i tifosi del Calcio Treviso. È inutile dirvi che non ci sono tifosi dalla parte opposta per quanto riguarda il Marcon. C'è un po' di amici che sono giunti da Marcon, però insomma poca cosa, diciamo così, per questa festa del Treviso che per il momento è iniziata nel miglior modo possibile. Beccaro 33 secondi dopo il fischio d'inizio è andato in gol per l'1-0 iniziale. Ancora un colpo di testa tentato, ci riprovano ancora quelli del Marcon, vengono in avanti con il tentativo su Fornasier, il tiro si è presentato bene Guida, ma attento Bazzichetto, non ha avuto problemi su questo tiro e allora può far ripartire i suoi con Spadari davanti alla difesa. 5 minuti e 34 secondi di gioco, 1-0 per il Treviso. Il colpo di testa di Mezzato in difficoltà anche in questa situazione, palla che termina in calcio d'angolo e allora per il momento tutto fin troppo facile per la formazione di Checco Feltrin. Viene in avanti Beccaro, da segnalare che fa anche piuttosto caldo in questa giornata, quindi bisognerà anche dosare con sapienza e dosare con tranquillità le forze fisiche. Beccaro alla battuta dal calcio d'angolo, si attende la sistemazione. Probabilmente l'arbitro attende che la sistemazione di una scarpetta da parte di un giocatore del Marcon. Ok, tutto a posto, può battere Beccaro, la palla non arriva perché è un po' corta, poi in qualche maniera si mette davanti il giocatore che è caduto, il numero 3 Visentin. Per sua fortuna l'arbitro ha visto qualche cosa, anche se Paladin era lì, aveva anche già colpito, aveva già anche messo dentro in rete, però l'arbitro aveva fischiato in precedenza un qualche cosa che sinceramente insomma anche noi dalla tribuna abbiamo avuto difficoltà a vedere. Riparte Paladin sulla fascia destra del campo, viene fermato dal suo diretto avversario. Sono giocatori come Paladin, come Morbioli che sono di categoria sicuramente diversa. Attenzione che la palla doveva essere battuta più indietro, Paladin non si era fatto pregare, era già partito verso la porta, però fischio dell'arbitro che blocca ancora tutto. Vi dicevo, Morbioli, Paladin, Bazzichetto stesso, insomma sono giocatori, Spadari, Guzzo, sono giocatori che sono di un'altra categoria. Certamente la promozione sta stretta, però come dicevo in precedenza qualsiasi squadra affronterà il Treviso e l'affronterà poi anche di fronte a questo pubblico e qui all'Ommo Bonotenni vorrà fare bella figura, quindi prima di cedere le armi faranno soffrire sicuramente la formazione trevigiana, che per quanto riguarda questa partita pare che la sofferenza non ci sia, perché per il momento tutto bene. Guzzo che obbliga alla scivolata per trattenere il pallone, con Spadari che eccelle in un colpo di tacco un po' anche rischioso, perché non so se avesse guardato dietro, sbaglia tutto Stradiotto servendo palla ad un giocatore del Marcon. In avanti Delaini, cerca di girarsi, non glielo permettono, torna su Meneghel ancora, palla al piede, lancio lungo ancora a pescare Tamburini, la palla sfila e allora è costretto ad intervenire in azione difensiva il Treviso, che può ripartire con questa palla sulla fascia destra del campo, la tiene, poi cerca di tagliare il campo, ma un giocatore, il numero 13 mi pare Fornasier del Marcon, gli blocca tutto e allora dal centrocampo si prova a ripartire con Carraro. Alza la testa, guarda la sistemazione del suo compagno di squadra
forse c'era un fallo di mano, la palla aveva rimbalzato sul giocatore del Marcon, l'arbitro era anche piazzato bene, o non l'ha vista o ha lasciato correre per la giudicata involontaria totalmente, però il numero 13 Fornasier la mano ce l'aveva messa, il braccio ce l'aveva messo. Pronto alla battuta a Pomiato, un classe 96, una squadra abbastanza giovane questa del Marcon, perché tranne Borsato del 90 e Meneghel dell'83, diciamo che queste sono le punte di tra virgolette vecchi della squadra, insomma diciamo che è una squadra estremamente giovane. Bazzichetto per cercare Morbioli, anticipato, va a prendersi palla ancora Spadari, si gira bene, va su Stradiotto, guarda l'appoggio dei suoi, va in linea orizzontale, porta avanti palla con ancora Checco Feltrin davanti alla porta, in difficoltà netta il Marcon, in difficoltà ogni qualvolta il Treviso punta e va in avanti. Paladin che viene a prendersi palla, prova con l'1-2 con Morbioli, riesce ma la palla torna indietro, quindi deve ripartire. Ancora Carraro, eccolo qui, ancora Carraro che è invitato a girare palla dalla parte opposta trovando il solito Spadari in mezzo al campo, poi arriva Guzzo, il capitano, che ritorna su Spadari, vede ancora Carraro chiama palla, scende molto bene Paladin, non marcato tra l'altro, quindi con difficoltà sicuramente del Marcon di tenere questo giocatore, e il movimento che fa potrebbe essere deleterio per quanto riguarda la difesa appunto del Marcon, in nettissima difficoltà quando i tre davanti puntano appunto la difesa del Marcon. Calcio d'angolo ottenuto con ancora Beccaro, l'autore del gol, dopo 33 secondi, che tiene in vantaggio per 1-0 la formazione di casa. Alla battuta del calcio d'angolo chiama lo schema e c'è l'ennesimo calcio d'angolo ancora per quanto concerne i biancocelesti, che vanno alla battuta. 11° minuto di gioco, battuta di Beccaro, per la seconda volta va ancora a chiamare lo stesso schema, alzando il braccio destro, mette dentro questa palla, è ancora bassa e brutto il tiro di Beccaro, prova a ripartire la formazione del Marcon ma viene fermata sulla linea della metacampo. Non c'è storia per quanto riguarda questi primi 11 minuti di gioco, in nettissima difficoltà la formazione del Marcon, che cerca di frenare, di fermare in qualche maniera il trio davanti che stiamo vedendo, cioè con Paladin, Morbioli e Pinarello che sta spingendo sulla fascia. Riparte con qualche difficoltà anche nell'impostazione proprio dalla propria metacampo con Borsato che alza lo sguardo, guarda la posizione dei suoi davanti, trova l'appoggio e la spizzata di un giocatore, un colpo di testa che poteva diventare anche pericoloso, un'incocciata tra Carraro e il numero 16 che è Guida. Fortunatamente è andato tutto bene, Mezzato gli ritornano palla, Mezzato ancora che la fa giocare, cerca di muoversi il Marcon ma non riesce ad uscire dal uscio in questo caso che hanno. Può partire Carraro, c'è il fallo, mentre ne approfitta Feltrin per dare qualche indicazione a Pinarello e a Paladin su come sistemarsi in campo. Viene in avanti ancora con Carraro, l'ultimo arrivato al Treviso in questa settimana. È stato un ritorno per Carraro, un giocatore che è un classe 97, può far comodo sicuramente alla truppa di Feltrin, un giocatore che ha due buoni piedi, un giocatore che sa come impostare l'azione, insomma diciamo che messo lì in mezzo può fare la sua differenza. Attenzione a questi palloni sbagliati, perché d'accordo il Marcon è un pochino in difficoltà dopo aver subito il vantaggio, non si è ancora totalmente ripreso, non è ancora riuscito a muoversi con
calma e tranquillità, ne approfittano i due Morbioli, Paladin per Morbioli, va a terra l'arbitro lascia correre questo intervento del numero 2 Tamburini sul numero 8 Pinarello. Adesso i due si stanno anche parlando e spiegando. Lasciato correre questa azione, questo fallo. Paladin che viene a prendersi palla ancora, la cede su Spadari, alza la testa, guarda la posizione, la mette dentro ancora una volta, anticipata dalla difesa del Marcon. Spadari in uscita, controlla palla, la mette giù per Paladin, va sul capitano Guzzo per Carraro, ancora Guzzo e poi ancora a giocare su Spadari. È lui che fa il gioco, è lui che prova a ripartire con Beccaro. 1-2 con Morbioli che si lamenta con l'arbitro per aver subito questo fallo. L'arbitro giustamente gli ha detto: guarda che ho lasciato correre perché era vostro vantaggio, e quindi nulla da fare. Si complicano un po' la vita quelli del Treviso perché si trovano tutti i varchi chiusi. Adesso si è un pochino sistemata la formazione di Berto, che ha subito il gol al 33esimo secondo e il pressing subito del Treviso. Adesso si è un pochino sistemata, potete vedere anche voi le linee messe bene. 4-4-2 che adesso prova ad alzare la squadra, ma è ancora qui il Treviso con Carraro che torna indietro perché non ha la verticalità da dare, e allora va sulla fascia a sinistra a pescare molto bene Morbioli. 1 contro 1 di Morbioli, cerca di andarsene, gliela tocca leggermente la palla, allora deve fare ancora ammenda su Carraro. Perdono la palla poi i due, stavano per perderla, ancora i due che giocano, Carraro Morbioli per Pinarello, anticipato dal difensore di linea, il numero 13 Fornasier, che mette il pallone in fallo laterale. Vediamo Berto con le mani sui fianchi, il tecnico del calcio Marcon, che sicuramente si aspettava una partenza a razzo del Treviso, ma probabilmente non così, insomma deve avergli sconvolto un po' tutti i piani di come poteva aver sistemato la partita o studiato la partita in precedenza. Stradiotto, Capitan Guzzo, verticalizza per trovare Beccaro, ma è anticipato dall'avversario e la palla termina fuori con un colpo di testa in fallo laterale. Paladin, Carraro, indietro tutto, cercano di far aprire, anche quelli del Treviso cercano di far aprire il Marcon, linee che invece si stringono. Morbioli che cerca di andarsene, non c'è riuscito, gli ha preso un po' le misure il numero 4 Borsato, uno degli esperti del Marcon, mette giù di petto Tamburini, cerca di andarsene sulla fascia sinistra del campo. C'è un fallo di mano fischiato a Tamburini sul rinvio del giocatore del Treviso. Bazzichetto che non ha toccato palla, e se continua così pensiamo che poche palle toccherà quest'oggi. In avanti lungo, cercando il duo Paladin Morbioli, lo appoggiano in questo caso i Pati dalla parte destra del campo. Bene, sta spingendo e allora viene in avanti, deve metterla dentro adesso, troppo lunga però questo lancio, e troppo indietro, se stava andando verso il portiere, verso l'area. Pinarello colto un po' in contropiede, e allora il Treviso può ancora una volta con le mani impostare l'azione. Beccaro, Paladin per Stradiotto, Guzzo attende, Guzzo per Stradiotto per Paladin, attaccato da Calza che lo obbliga a tornare indietro. Si alza, in effetti Berto ha dovuto urlare più volte alla sua formazione di alzare un po', perché altrimenti rischiamo di vedere una partita tutta nella metacampo del Marcon. Devono cercare di alzare la linea se vogliono portare fuori, vogliono portare un pochino più distante dalla propria area di rigore i giocatori biancocelesti. Beccaro indietro per Stradiotto,
esce addirittura Bazzichetto fuori dall'area. Attenzione con questi sbagli, perché non se l'è sentito, è bravo Bazzichetto a rimediare, non se l'è sentita di andare al tiro che avrebbe potuto beffare Bazzichetto, perché stava rientrando precipitosamente tra i pali, però bisogna stare attenti a queste disattenzioni, qualcuna di troppo se vogliamo essere proprio puntigliosi, soprattutto nella fase difensiva, nella fase di ripartenza, un po' di sufficienza, bisogna stare molto attenti. Marcon al calcio d'angolo, è buona la battuta, ma altrettanto buono il colpo di testa a mettere fuori, però ritornano quelli del Marcon, la mettono in mezzo e c'è il gol del numero 20 Pavan va a segnare al minuto. Andiamo a controllare il nostro minuto, ma avevamo detto, no? 19esimo minuto, Pavan al gol, colpo di testa. Avevamo detto che bisogna stare attenti a queste giocate in scioltezza, in tranquillità, un po' sufficienti, no? Perché poi anche una squadra normale che ha faticato, perché al 33esimo secondo era già sotto di 1-0 e che ha faticato in questi 20 minuti di gioco nel difendersi, nel trovare appunto e nel provare a fermare il Treviso, anche una squadra così, come vi ho appena detto, trova un bel gol, tra l'altro un bel cross, che è un bel colpo di testa, una bella girata di Pavan, su cui Bazzichetto non può fare assolutamente niente perché era all'angolino basso e quindi nulla da dire. 1-1, rimette tutte le cose in parità e in tranquillità il Marcon. Vediamo se il Marcon adesso può ritrovare quella tranquillità che aveva perso fin dal 33esimo secondo di gioco. Rimessa con le mani per il Marcon. Adesso Berto è un pochino più tranquillo, il tecnico ospite, perché come avevamo visto in precedenza aveva fatto sì che le linee si mettessero bene, cosa che non avevano fatto in partenza, e allora adesso la puoi anche giocare, insomma puoi provare a giocartela, puoi essere lì, puoi provare a dire la tua, come lo ha fatto Pavan pochi istanti fa, portando in parità il discorso tra Treviso e Marcon. Si riprende con una rimessa dal fondo per Bazzichetto che appoggia sulla fascia destra del campo, cerca di trovare un compagno davanti, è tutto bloccato, è tutto libero. Adesso vedete anche che la situazione della linea difensiva si è alzata notevolmente e giochi con un attimo più. Adesso c'era Carraro invitato dal pubblico, perché è facile, insomma. Paladin che punta l'uomo, 1, 2, 3 scartati tutti, poi Paladin si ritrova la palla lì, è anche fortunato, poi non mette la gamba, non mette il piede, il numero 5 Meneghel, per paura di combinarla grossa, stava per combinarla perché la palla stava per ritornare a Paladin, che non se la sarebbe fatta scappare. Pomiato ha aspettato e aspetta che la sua squadra salga prima di effettuare il rinvio lungo oltre la metà campo. Buon rinvio, cerca di metterlo a terra, la palla passa e allora va dall'altro portiere Bazzichetto, che a sua volta in completo arancione prova a velocizzare ma non trova l'appoggio sulla fascia destra del campo, va sulla sinistra, poi si ritorna da Capitan Guzzo che ritorna su Stradiotto per cercare l'impostazione. Carraro, lancio lungo per Morbioli, prova a stopparla di petto, riesce in qualche maniera a darla a Paladin e allora Beccaro ancora la mette dentro, ma bene il colpo di testa in tuffo a salvare una situazione pericolosa. Beccaro che riprende palla, Paladin fermato, riparte il Marcon, attenzione alla ripartenza e qui c'è il fallo. L'arbitro lo lascia correre per vedere se la palla era del Marcon, non è così e c'è il fallo perché ha bloccato. Ostruzione del giocatore del Treviso, altra cosa non poteva fare, troppo importante, troppo pericolosa questa ripartenza che avrebbe fatto il giocatore del Marcon. Si riparte da una punizione di Meneghel che mette bene il pallone, poi altrettanto bene esce con un tunnel il reparto difensivo della formazione di casa. Morbioli ha un clientino non da ridere, Borsato,
che gli sta facendo sentire, come si diceva una volta, i tacchetti, e un paio di occasioni che è andato per le terre con gli scontri abbastanza duri tra i due. Un bel duello. Paladin, che invece per stare alla larga viene a prendersi la palla, prova a alimentare il gioco della sua squadra. Pinarello che va sulla fascia destra del campo, mette dentro questo pallone brutto e allora può ripartire, ma non c'è nessuno per il Marcon davanti, e allora è costretto Tamburini a prendere tempo, poi la lancia in avanti. Attenzione a Bazzichetto che era fuori dalla porta, era fuori dai pali, torna precipitosamente indietro anche lui e la palla la cede tranquillamente a Stradiotto. In avanti, bene per Paladin, attenzione l'uno contro uno, c'è un colpo di testa, c'è il rigore, rimane a terra il giocatore del Marcon, deve aver battuto la testa contro Paladin, adesso rimane lì, insomma, però speriamo nulla di grave. Il numero 4 Borsato, vi dicevo poco fa, uno dei più esperti, essendo un 90 all'interno della squadra, aveva cercato di bloccare Paladin poi quando ti punta uno contro uno o lo fermi in qualche maniera oppure lo lasci andare, e in questo caso si è guadagnato il calcio di rigore che batte lo specialista Morbioli. E allora Morbioli, che tra l'altro ha un tabellino invidiabile in questo inizio di campionato, compreso le amichevoli, insomma sempre segnato, tranne una volta mi pare, se non ricordo male. Pomiato contro Morbioli, si aspetta il fischio dell'arbitro. Eccolo che arriva, Morbioli che parte, rincorsa, Morbioli che beffa il portiere Pomiato e viene a prendersi l'applauso del pubblico del Tenni sotto la tribuna. 2-1, ritorna in vantaggio la formazione di casa, ritorna in vantaggio su calcio di rigore trasformato al 26esimo, trasformato da Morbioli. E ritorna avanti la compagine di Checco Feltrin, che ne approfitta per dare qualche indicazione ai suoi mentre si stavano dissetando. Berto un pochino contrariato invece dalla parte opposta, perché troppo facile questa giocata di Paladin, che ha costretto appunto il numero 4 Borsato al fallo da rigore. Rimane a terra ancora una volta, mi pare, Morbioli, proprio lontano dalla parte opposta. Viene in avanti tutto il Treviso, non c'è nessuno in mezzo manca proprio Morbioli, che era fermo nella propria nella metacampo del Treviso per un infortunio leggero, si è già ripreso. Viene in avanti ancora il Marcon, fermato da Carraro, il tentativo di andarsene sulla fascia destra del campo. Morbioli, Paladin che mette giù la palla, la gira dalla parte opposta per il solito Spadari, che ancora chiama Paladin a comandare il gioco. Paladin alza lo sguardo, vede la posizione dei suoi, allora ci riprova, sempre qui, ma poi vede che è tutto bloccato, torna indietro, addirittura va da Stradiotto per giocarla su Capitan Guzzo. Ancora Stradiotto, palla in avanti, adesso bisogna provarci. Carraro punta l'uomo, poi vede uno spiraglio di porta e ci prova, insomma, palla che vola alto sopra la traversa, nulla da fare, però l'iniziativa, insomma, che ci poteva stare, ha visto il buco, ha visto uno spiraglio di porta e è andato al tiro. Con i piedi Pomiato, classe 96, il portiere del Marcon, che ha incassato questi primi 2 gol da parte del Treviso. 28esimo minuto di gioco, 2-1, va per le terre un giocatore del Marcon, l'arbitro dice che è fallo e ancora vedete davanti alla panchina proprio Berto che sta discutendo con i suoi, perché vorrebbe qualcosa che evidentemente non stanno facendo e non sta riuscendo. I Pati
Si aspettavano il fallo, se lo aspettava Tamburini, così non è, e allora con le mani per giocare il pallone c'è Beccaro, l'autore del primo gol, indietro per Stradiotto, lo aiuta Bazzichetto, aspetta ancora la posizione dei suoi, Bazzichetto torna su Stradiotto, viene a prendersi palla Spadari e può ripartire Carraro, Spadari ancora, Guzzo, e allora il suggerimento che arriva anche da parte del pubblico di andare sulla fascia destra è ascoltato da Spadari. Stradiotto prova a pescare Paladin che di testa la tiene, ma era già fuori, dice il guardialinee, e allora nulla da fare. Bravo però Paladin che ha cercato in qualche maniera di tenerla in gioco, non c'è riuscito e la palla va adesso per la rimessa in gioco del Marcon con le mani. Provano l'1-2 che termina in fallo laterale. In fallo laterale c'è poca storia per quanto riguarda questa gara, che si è rimessa bene per la compagine di casa, il Treviso, che è ritornata in vantaggio con un calcio di rigore al 26esimo trasformato da Morbioli. Fallo, si arrabbia il giocatore del Marcon, richiamato, mi pare Meneghel, richiamato dal signor Tiozzo della sezione AIA di Chioggia. In avanti Beccaro, c'è fallo del giocatore numero 7 Calza, che non è riuscito a fermarsi prima di incocciare con il corpo di Beccaro. Stradiotto ancora, mette in avanti per Morbioli, non piglia palla Morbioli. Secondo la nostra postazione poteva essere anche fuori questa palla. L'arbitro e il guardialinee lasciano correre, se ne va ancora con un tunnel di Tamburini, che ha provato a velocizzare e ha provato a correre naturalmente per quanto riguarda questa parte di terreno del Tenni. Si gioca ancora con la c'era il fuorigioco pescato dalla guardialinee opposta alla tribuna, che ha alzato la bandierina. Signor Cicogna dice che Paladin era al di là di tutti e allora ferma il gioco, nulla da fare. Pronto al rinvio Pomiato, il portiere del Marcon. Buono il colpo di testa di Stradiotto che interrompe l'azione. Riparte Morbioli che viene a prendersi la palla, poi rimane a terra e l'arbitro va a redarguire verbalmente Guida per questo fallo su cui è volato Morbioli. È un giocatore estremamente difficile da marcare, insomma, perché è uno che prova sempre a metterla sul piano della velocità, andare via, si gira in fretta. Un bel giocatore che ha accettato di scendere in questa categoria proprio per il progetto Treviso, come così hanno fatto Paladin e altri giocatori che hanno scelto appunto di ripartire dal Treviso. Stradiotto alza la testa, Paladin di petto per Carraro che alza questo campanile, è un po' in difficoltà Morbioli per cercare di metterlo a terra. Oh là là, c'è uno scambio di opinioni piuttosto violento con il numero 17 Mezzato, che ha rifilato un paio di calcioni a Morbioli. Devo dire che Morbioli non ha reagito, si è alzato soltanto, l'ha guardato e adesso Mezzato gliele ha promesse nuovamente. Vedremo quello che succederà, sarà sicuramente, vediamo se l'arbitro poi ha visto oppure i guardialinei hanno visto qualcosa, vediamo, sì, ha visto qualcosa e mi pare che sta parlando con Mezzato, lo sta richiamando perché Morbioli giustamente si è allontanato, ha fatto bene.
come se il caso non fosse suo, giustamente abbandona. Mezzato viene richiamato ancora dall'arbitro, no, tutto a posto, può continuare, non sembrava ci fosse l'ausilio del massaggiatore, invece così non è stato. Allora si riprenderà con un calcio d'angolo per la formazione trevigiana, che va alla battuta, solito schema, alza il braccio per chiamare lo schema, attenzione però è troppo sotto, troppo facile per Pomiato, che ha ragione, prende questa palla, prova il lungo rinvio ma non c'è nessuno, e allora Berto vuole che la squadra provi a salire quantomeno, diciamo, a metà campo, perché è troppo rischioso, però eccoli qui, almeno si sono portati un pochino più alti per cercare di levarsi da questo forcing, da questa pressione del Treviso. Però ci sono ancora, con Mezzato ancora che riparte, sventaglia dalla parte opposta, buona l'intenzione, sono vicini Mezzato e Morbioli ancora. Palla che va in avanti con l'ausilio di Pavan, che provava a servire Calza, c'è riuscito, subito fallo Calza, e allora punizione per la formazione del Marcon. «35 minuti di gioco, risultato 2-1 per il Treviso, che è ritornato in vantaggio al 26esimo con Morbioli su calcio di rigore. Palla che viene messa in area, attenzione, può ripartire, rincorso dal giocatore. Mezzato sta dimostrando che non tira indietro il piede, anche in questa occasione è andato in scivolata perfetta sul pallone, e l'arbitro continua a richiamare verbalmente i giocatori per stare calmi e tranquilli. Palla che ha sbattuto, e quindi adesso con le nuove regole Carraro dalla parte opposta. Guzzo, Stradiotto in verticale per Paladin. Morbioli cerca di liberarsi della sua marcatura, non ci riesce. Beccaro, Paladin, Beccaro ancora, Paladin ancora, la mette dentro, adesso è morbida questa palla, troppo per il tentativo di deviazione da parte di Morbioli, che non è riuscito ad imprimere forza al pallone, e allora è preda della difesa del Marcon. Carraro si ferma, torna indietro, il pubblico non è d'accordo, però guardate voi, è tutto chiuso davanti, vorrebbe dire buttarla via questa palla, come in questo caso la spizzata di Morbioli. Insomma, è chiaro che l'intento adesso della squadra di Checco Feltrini è quello di far giocare, insomma, giocare il più possibile, far aprire più varchi possibili, ed è sempre difficile perché quando una squadra si chiude così. C'è il fallo adesso di Spadari, visto sul numero 18 Delaini, che termina a terra, colpo alla testa, si riprenderà esattamente con Meneghel che va sul pallone. Meneghel che va sul pallone, arbitro che va a contare i 9:15 a Paladin, lo vuol tenere distante, insomma poteva anche risparmiarselo questo. 37 minuti di gioco, c'è il numero 5 Meneghel che vediamo che cosa sceglie di fare, sceglierà di metterla dentro, però è una scelta pessima, guarda il terreno, ma il pallone è andato sicuramente dove non doveva andare. Calza con le mani, lascia il pallone a Mezzato, con le mani bene per girare ancora su Delaini. Delaini è un 2001, è una squadra, come vi dicevo prima, quella del Marcon, molto giovane. C'è abbondantemente fuori dai pali anche Pomiato, che va a pescare lunghissimo, quasi dal suo collega Bazzichetto. Stradiotto va per le terre,
viene spinto da tergo da parte di Tamburini, che poi dice di non aver combinato nulla, lo dice al guardialine, che sorride e lascia continuare il gioco dalla parte opposta. Ancora il Treviso in manovra. Per orizzontale Stradiotto, Carraro, Beccaro, Paladin indietro, Stradiotto per Bazzichetto, che è pronto al rinvio lungo. Vai Paladin, lo incitano anche dagli spalti. Tocco con la mano, deve stare attento Beccaro. La mette lunga questa palla in due per ributtarla fuori. Tamburini, scusatemi, Strippoli che riparte, ancora Strippoli indietro, palla che viene gettata in avanti dal giocatore trevigiano per pescare Paladin, bloccato ancora lì prima di entrare in area. Adesso aveva cercato l'anticipo sul numero 7 Ipati, è andato a vuoto il giocatore del Marcon, poteva aprirsi un varco da quella parte, così non è stato. Mazzato non riesce a toccarla questa palla, e allora ancora il duo Morbioli, in questo caso Pinarello mi pare, o Ipati, uno dei due è andato, numero 7 Ipati, che è andato al tentativo di deviazione, non riuscito, terminato sul fondo e nemmeno di poco. Rinvio lungo con i piedi di Pomiato, il colpo di testa ancora, è un dominio pressoché assoluto da parte del Treviso, che però deve stare attento, perché abbiamo visto come intorno al 19° minuto di gioco il Marcon abbia dato una sveglia alla partita, andando a impattare, a pareggiare nuovamente, quindi grazie anche a degli errori difensivi da parte del Treviso. Paladin controlla palla, cerca il numero 1-2, non riesce a saltare, se ne va avanti con Pavan che blocca tutto, poi va in verticale cercando Tamburini oppure Delaini, nessuno dei due chiude per il passaggio, e la palla è ancora del Treviso, che avanza con Strippoli dalla parte destra del campo. Torna indietro su Spadari, fa viaggiare palla, taglia il campo, ma è a preda ancora di Mezzato. Poi riparte il Marcon, rimane nella sua area Bazzichetto, voleva anticipare la cosa, aveva visto e aveva letto bene la traiettoria del pallone. Parte Stradiotto, Morbioli di petto per Carraro, che deve liberarsi di un paio di giocatori anche dell'arbitro che erano troppo vicini. Beccaro, l'autore del primo gol, va indietro a pescare Stradiotto, il cui lancio termina con un colpo di testa in fallo laterale di Borsato, e si riparte da una rimessa in gioco ancora dei biancocelesti trevigiani per Beccaro, Paladin, Beccaro. Il colpo di testa tentato da Morbioli, che passa, si fa male intanto il portiere, che è terminato all'interno della rete, si è scontrato, quindi nulla di grave, è già in piedi, pronto per il rinvio. Di poco non è riuscita la deviazione di Morbioli, e dietro a lui sono andati a vuoto un po' tutti, perché sono stati ingannati da quel tentativo di deviazione. Spadari, il colpo di testa, Morbioli che alza la gamba, chiede scusa subito. 43° minuto di gioco, 2 al 45°, non ci sarà, pensiamo, granché da recuperare, quindi il 45° potrebbe arrivare in tempo giusto per mandare le due squadre a rinfrescarsi, perché, come ho detto all'inizio, giornata calda un po' in tutta la Marca trevigiana, e anche qui a Treviso non si discosta
dall'andamento climatico della provincia. Stradiotto, ancora si gioca in linea orizzontale, si fa vedere molto bene Paladin, avrebbe l'uomo dalla parte opposta, preferisce non darla di là, va in zona centrale con Carraro che aveva cercato di entrare per trovare lo spiraglio giusto, non c'è riuscito. Attenzione, il tiro tentato al volo da parte di Pinarello, buona l'intenzione ma non la riuscita, che sorvola di molto la traversa della porta di Pommiato, con il risultato che rimane fermo sempre sul 2-1, 30 secondi al 45esimo. Vediamo se opterà per segnare qualche secondo, qualche cosa di recupero, ma pensiamo proprio di no. Viene in avanti ancora comunque il Marcon, è una lotta tra i numero 2 Tamburini e Strippoli, la vince Strippoli perché ha il fallo dalla sua, e allora con molta calma e tranquillità Capitan Guzzo va al rinvio, al calcio lungo, si prende tutto il tempo necessario, l'arbitro osserva, allora lascia lì la palla, arriva Bazzicchetto. A questo punto, se non ci sono secondi o un minuto da combinare, da dare per continuare, direi che l'arbitro tra poco dovrebbe fischiare. Eccolo, duplice fischio dell'arbitro, termina il primo tempo. L'arbitro è il signor Tiozzo della sezione AIA di Chioggia. La linea ritorna allo studio, o quantomeno ritorna ai rumori dello stadio Omo Bono Tenni. Rimaniamo sempre in linea con il Tenni, rientrano le due squadre negli spogliatoi, risultato di 2-1 per la formazione di casa.
basta che fai conto quando siamo 7 minuti, 5 minuti di Ben ritornati all'Homo Bono Tennis di Treviso, da dove stanno rientrando le due squadre in campo. Risultato di 2-1 per il Treviso, che aveva segnato dopo 33 secondi con Beccaro. Pareggio arrivato al 19esimo con Pavan, un bel colpo di testa, e poi il vantaggio per il momento che segna il vantaggio appunto del Treviso al 26esimo con un calcio di rigore trasformato da Morbioli. Vediamo se ci sono stati dei cambi, perché tra l'altro con la numerazione del Marcon c'è qualche problemino per individuare se ci sono stati dei cambi o meno, ma mi pare proprio di no. 2-3 c'erano anche in precedenza, che sono proprio sotto la nostra postazione. Eccolo qua il cambio che avviene adesso. Invece esce, mi pare Mazzato, il 17 se non erro, è quello che entra. Allora esce Mezzato ed entra al primo del secondo tempo il numero 11 Teodoro. Questa è la sostituzione, va subito alla sostituzione la compagine ospite per cercare naturalmente di quantomeno riportarsi in parità e poi vedere quello che succederà. Stiamo per attendere il fischio dell'arbitro qui all'Homo Bono Tennis di Treviso, dove in un tennis ripulito e bello da vedere è ripartita la stagione del calcio Treviso dopo un inizio di campionato non eclatante, non bellissimo. Quest'oggi vuoi un po' l'aria nuova, vuoi un po' il nuovo look appunto dell'Homo Bono Tennis, c'è la possibilità abbiamo visto anche una buona partita, una buona gara, senza grossi patemi d'animo per la compagine di Checco Feltrin, poca spinta per quanto riguarda gli avanti e il reparto offensivo del Marcon, che però, come dicevo in precedenza, quando ha voluto e provato a svegliarsi al 19esimo ha colpito, tra l'altro con una bella azione, la retroguardia di casa. Palla in avanti gettata via con Visentin che prende la palla tra le mani, pronto al rinvio, la spizzata di testa di Delaini per cercare il nuovo entrato che è Teodoro. Non c'è riuscito, ritorna in avanti, lavorano a metà campo gli uomini di Checco Feltrin con Stradiotto per linee orizzontali, va a pescare Guzzo il capitano, poi Spadari che si gira, ritorna da Stradiotto, alza la testa, guarda la posizione dei suoi, mette questa palla in mezzo tra l'altro a due giocatori. Qui ha dovuto Morbioli andarsela a prendere perché non aveva capito se Pinarello ci sarebbe andato o meno, e ha rischiato di farsi anche parecchio male, un colpo su questo intervento falloso del difensore del Marcon che lo lascia a terra. Fortunatamente Morbioli va a riprendere posizione, nulla di fatto, quindi con Spadari sul pallone, posizione ai 9:15 canonici fatta controllare dall'arbitro, che, lo ripeto, è il signor Tiozzo della sezione AIA di Chioggia, coadiuvato dagli assistenti Faggian e Cicogna. Ancora in avanti il Treviso, prova con Strippoli a mettere dentro questa palla, ma palla che finisce sulle gradinate, finisce fuori, alta, e quindi nulla da fare. Adesso si cerca un altro pallone che arriva gettato in campo da un dirigente del Marcon. Pomiato posiziona la palla, pronto al rinvio. Sono passati 2 minuti e 27 di gioco, non abbiamo visto nulla per il momento, solo giocate a centrocampo per controllarsi. Paladin cerca di metterla a terra, il colpo di testa per Morbioli che appoggia delicatamente per
il numero 7 Ipati, che si fa anticipare, ha lavorato bene con il corpo il suo diretto avversario, ha atteso l'uscita di Pomiato che in presa sicura ha fatto propria la palla, viene in avanti ancora il Marcon, adesso subisce il fallo, 2 uomini a terra del Marcon, l'arbitro va a dire qualcosa a Stradiotto, ma insomma è stato uno scontro di gioco, niente di particolare, anche se il giocatore del Marcon è ancora a terra. Vediamo se dà l'ok l'arbitro per l'entrata in campo del massaggiatore, che deve farsi tutto il tennis, tutto il terreno di gioco da una parte all'altra, sotto la tribuna all'altra gradinata. E mi pare che i compagni di squadra del giocatore a terra avessero chiamato il cambio, non vorrei sbagliarmi, però mi pare che l'infortunio non sia, ci auguriamo di no, che si possa rialzare al più presto, però dai gesti che abbiamo visto pare che abbia richiesto il cambio, quantomeno intanto Berto ha mandato a forzare il riscaldamento al giocatore che adesso è rientrato in panchina. Vediamo se si toglie la casacca per entrare oppure chiedono l'utilizzo della barella anche, addirittura mi pare, quelli del Marcon. Sì, la barella tutti si guardano intorno, barella non c'è, la Croce Rossa ci dovrebbe essere perché l'abbiamo vista prima, però è situata mi pare in altra parte dello stadio e la barella non compare. Il giocatore si è fatto male, si stanno prestando le prime cure proprio sul posto, non capisco quale sia il problema, perché non penso alle gambe, ma penso più che altro un colpo al volto o qualcosa di questo tipo, perché non vediamo, tanto il ragazzo si alza, no, invece o è una distorsione alla caviglia o al ginocchio, perché non posa le gambe, viene trascinato, viene portato fuori da un giocatore. Bella questa scena, portato fuori da un giocatore del Treviso e da uno del Marcon, insomma, con il massaggiatore. Ed ecco il cambio che avviene. Allora, era il numero 18 Delaini, mi pare, e vediamo, piuttosto dolorante, Delaini. Allora fuori Delaini, dentro il numero 14. Allora dentro il numero 14 al quinto minuto di gioco. Allora dentro Chinellato, numero 14 al posto di Delaini. Ci auguriamo che per Delaini non ci sia nulla di grave, anche se la situazione è ancora sotto controllo, proprio sotto la tribuna. Mi pare caviglia o una distorsione al ginocchio. Vediamo, intanto la palla va lunga e la controllano quelli del Treviso lasciandola finire a fondo campo, però vediamo anche che il giocatore si è adesso messo seduto, però sì, caviglia secondo me dalla nostra postazione. Auguriamo una prontissima guarigione intanto al giocatore Delaini. Sì, altro non ci dovrebbe essere, per carità, però dolorante Delaini perché sta soffrendo parecchio, in attesa o dell'ambulanza oppure di rientrare negli spogliatoi. Staremo a vedere. Intanto la partita con Morbioli che la mette a terra, la stoppa bene, poi cerca di girarsi, si complica un po' la vita, poi la perde e allora riparte il Marcon, questo lancio ancora a tagliare il campo con Calza che va a prendersela questa palla, poi mette in mezzo per il numero 14 che è il nuovo entrato Chinellato, che non riesce a tenerla, riesce soltanto ad appoggiarla, e per Bazzichetto è routine prendersi questo pallone. In avanti la formazione del Treviso con Paladin che chiama ad avanzare Spadari per
Morbioli, ancora dalla parte opposta c'è Beccaro, 1 contro 1, punta l'uomo, viene dentro, la mette abbastanza bene, si avventura in questo colpo di testa Ipati di controbalzo, palla che termina però alta sopra la traversa, ghiaccio intanto per lo sfortunato Delaini sotto la tribuna centrale qui del Tenni, in attesa di altre cure, è rimasto lì, probabilmente non ce la fa a muoversi, quindi attenderà che qualcuno possa arrivare con qualche soccorso maggiore e migliore. Viene a prendersi palla in uscita Pomiato e la gira subito veloce, attenzione al pressing del giocatore numero 8 Pinarello, che stava per avventarsi sul pallone. Anche Pinarello, uno dei giocatori giovani del Treviso, era al Nervesa lo scorso anno, non aveva brillato l'anno precedente, mentre lo scorso anno poca cosa per Pinarello, e io ho sempre giudicato Pinarello uno dei laterali più interessanti della sua annata. Un'altra botta in testa, adesso un altro colpo in testa, viene ammonito Ipati, anche se penso che proprio non ci sia stato il voler andare a colpire violentemente il giocatore. Uno scontro di gioco anche in questo caso, si sono arrabbiati quelli della panchina del Marcon, Berto in primis, per il colpo subito dal suo giocatore. L'altro giocatore intanto infortunato è ancora qui sotto la tribuna in attesa di ulteriori aiuti, di ulteriori cure, ma non capisco che cosa si stia aspettando, mentre Berto invece capisco che sta dicendo qualcosa abbastanza in modo folcloristico e severo ai suoi giocatori. Li ha spinti tutti in avanti, dove li spinge Pomiato a provare a spingere ancora una volta, lascia andare, però attenzione perché rischioso Stripoli aveva dato tra l'altro la possibilità di aggirarlo, e quindi queste cose, insomma, per un difensore te lo insegnano subito a non farle. Bazzichetto pronto al rinvio, va sul numero 5 Guzzo, il capitano, che alza la testa, trova Stripoli ancora, che non deve complicarsi la vita, la butta via. C'è l'anticipo netto su Paladin, ma perché era strachiamata questo lancio. Paladin, che giustamente si accorge che il suo avversario era in uscita di testa e non ha alzato la gamba, lascia andare. Palla che Berto, l'allenatore del Marcon, cede a Stripoli. Stradiotto per Spadari, che sventaglia su Pinarello, anticipato Ipati, nulla da fare. Si addormenta Spadari. Palla che viene recuperata dal Marcon, che prova ad uscire adesso dal letargo di questi primi 45 minuti, tranne quella svegliata intorno al 20° del primo tempo. 1-2 provato, era anche parzialmente riuscito, solo che si sono tolti tutti quanti. Allora Morbioli sulla fascia destra del campo, punta l'uomo 1 contro 1, poi sceglie di andare con Paladin a giocarsi questa palla. Paladin, ancora Morbioli, giù con il pallone che viene messo dentro, il colpo di testa a sventare tutto da parte del giocatore numero 4 del calcio Marcon, che è Borsato. Palla che rimane, va fuori, si allontana, nulla da fare. Si fanno sentire i tifosi del Treviso. Va alla battuta Beccaro, classe 93 Beccaro, mette dentro, chiama lo schema solito, palla deve volare alta, bravo, e bravo anche Pomiato a levarla dalla testa di Paladin, che era pronto ad incornare. Bravo Pomiato, che ha letto bene, buono il cross di Beccaro, che va già dalla parte opposta per provarci con le mani. Adesso si è fatto il campo intanto Beccaro da una parte all'altra. Paladin, Beccaro,
mette dentro questa palla, ma c'è Meneghel a fare guardia alla sua area di rigore. Paladin la mette a terra, prova l'1 contro 1, guarda la posizione dei suoi, poi vede Morbioli tagliare bene, Morbioli altrettanto bene la mette dentro per Carraro, ma c'è il colpo di testa e la deviazione da parte di un giocatore del Marcon che fa partire di nuovo la sua squadra. Il capitano, il numero 5 Meneghel, mette palla in fallo laterale, cercava di verticalizzare. Ne approfitta ancora Berto per sottolineare alcune cose ai suoi giocatori, con una linea che adesso è a 3 per il momento, vediamo se scende a 4 adesso. Sì, Berto, c'è il fallo da parte del numero 13 Fornasier che ha dato una spallata da tergo al giocatore del Treviso e si riprenderà ancora con Guzzo che va per linee orizzontali su Stradiotto, e poi Carraro alza la testa, ma Morbioli è venuto in avanti e Carraro invece lo cercava in profondità, non si sono capiti i due. Riparte il Marcon che prova ad uscire qualche volta con più impegno, con più intensità. Buona questa palla di Morbioli che in scivolata era riuscita a metterla dentro, palla che però poi è stata preda di un difensore del Marcon che l'ha messa in fallo laterale. Va a prendersela Paladin che la cede subito per il suo compagno di squadra. Paladin 1 contro 1, attenzione a Paladin, può puntare, bravo, e adesso vede lo spicchio della porta. Si era ingolosito da voler fare il tunnel al suo difensore, aveva anche l'opportunità perché le gambe erano un pochino troppo aperte, poi ha pensato bene di scapparsene e entrare in mezzo, poi ha visto la porta, ha provato il tiro, però insomma Paladin non si discute, c'è, queste cose può farle, arriveranno anche momenti migliori anche per lui. Morbioli, fallo di posizione. Morbioli non dice nulla, non protesta, si era reso conto subito di essere al di là di tutti. Squadre che cominciano ad allungarsi un pochino perché, come vi ho detto, fa abbastanza caldo e quindi si sente la fatica in questa giornata, in questa domenica. 15 minuti di gioco, attenzione a questo colpo di testa per sventare fuori. Adesso è il Marcon che prova l'assedio perché troppo dietro, troppo chiuso il Treviso, non viene in su con le due linee e allora sono lì. Adesso bisogna velocizzare e salire, ecco che viene in avanti. Morbioli chiama palla sulla fascia destra del campo, non lo vede o non vuole servirlo Ipati. Va da Paladin che viene anticipato, poi Spadari, attenzione, palle rischiose da perdere lì in quella posizione del campo. Capitan Guzzo prova ancora a trovare Paladin, viene anticipato dal suo diretto avversario che si lamenta un pochino con la sua linea perché devono salire tutti insieme, come avete magari potuto sentire in sottofondo con Berto che chiede appunto ai 4 in linea di salire, però di salire tutti insieme. E allora si fa sentire la curva. E ve la lasciamo sentire. Palla però che termina tra le mani di Pomiato che è pronto al rinvio lungo con i piedi. Pomiato esce dalla propria area di competenza, è pronto al rinvio lungo, prova ad incocciare la testa. È buona questa palla, attenzione con questo. C'è il calcio di rigore? No. Qui il numero 7 Calza aveva fatto un gran numero in precedenza, aveva stoppato la palla, si era girato, secondo me ha trovato il piede di un difensore trevigiano, l'arbitro non se l'è sentita o non l'ha vista perché era parzialmente coperto. Sta di fatto che qualcosina
c'era, è andata bene per la compagine di Feltrin, che però sta continuando a dire di salire e ci si ferma qui. E questo è un rischio, perché porti il Marcon a giocare un pochino più avanti. Vedete, anche in questo caso disimpegno un po' sottotono, Paladin che si mette a giocare, ma lui può permettersi anche di fare questo. Poi bisogna aprire velocemente, allora la palla va su Stripoli che affonda, seguito dal suo diretto avversario. È buona la palla messa dentro da Stripoli, ma il difensore del Marcon la getta in fallo laterale. Paladin ovunque e dovunque va a prendersi palla, la rigioca con Pinarello, indietro Guzzo, sventagliata in avanti ancora su Paladin, cercato tantissimo Berto, che è il tecnico del Marcon, che prende palla, poi la dà al giocatore del Treviso pronto per il rinvio. Altro cambio intanto per il Marcon, che manda in campo il numero 19 Zanatta, che fa uscire il numero 20 Pavan. Quindi allora entra Zanatta con il numero 19, un Marcon che ha sostituito Mezzato, Delaini, Pavan per il momento, con Teodoro, Chinellato e Zanatta. Vediamo che cosa intende fare con queste tre mosse appunto il tecnico Berto. Guzzo scaraventa in avanti questa palla, però non c'è Ipati per poterla prendere. Ipati, lo ricordo, è un fuoriquota, è un 2001. Punta sulla fascia destra del campo, ancora il Marcon che viene giù con Tamburini, lo ferma Carraro. C'è rimessa in gioco con le mani, Tamburini la effettua, va a riprendersela Meneghel e c'è il capitano no, è Meneghel, avevo visto giusto, è Meneghel che la mette dentro ancora. E torniamo a ripeterci, sembra che siamo profeti, insomma, ma nel calcio non si inventa nulla, purtroppo è così. 20° del secondo tempo, c'è Meneghel che va a segnare questo gol, che ha dell'improbabile, dell'impossibile, perché ha fatto tutto sulla fascia destra, è rientrato senza che nessuno potesse contrastarlo, e ha un bel tocco di punta per beffare Bazzicchetto da un palo all'altro, nulla da fare, e la situazione torna in parità 2-2, ed è quello che dicevamo prima: bisogna giocare con meno sufficienza, con meno voglia di strafare o di mettersi in mostra, di fare delle cose difficili. Il gioco del calcio è semplice, però molte volte, lo ripeto, noi da qui poi andiamo comodi, insomma, siamo seduti in poltrona, guardiamo e tutto il resto, no? In campo ci sono 22 giocatori che ci provano. Il Marcon avevamo visto subito che nel secondo tempo è entrato con un altro spirito. Berto deve essersi fatto sentire dicendo: ma ragazzi, vogliamo fare sta figuraccia? No, e quindi si sono dati un pochino da fare, sicuramente meglio nel secondo tempo. Ed eccolo qui Meneghel che va alla battuta, colpo di testa fuori. Borsato, palla in avanti, attenzione perché anche in questo caso due centrali hanno lasciato troppa vita al giocatore che si è incuneato addirittura in mezzo a loro, e può ripartire la formazione del Treviso. Controlla tutto, si arrabbia Checco Feltrin, che allarga le braccia per questa palla tornata indietro. Morbioli in avanti, entra bene Fornasier che la mette fuori. Adesso devono prendere in mano la squadra i giocatori più rappresentativi, perché insomma bravo Morbioli,
possono risolverla loro a questo punto, perché qui diventa non tanto un discorso di bravura di squadra, di gioco di squadra, ma qui in questo caso proprio o prendi in mano e ti inventi qualcosa. Paladin, Morbioli, lo stesso Carraro che è arrivato da poco e che ancora è un pochino fuori magari dagli schemi che adotta il Treviso. Insomma, qualcosa devi inventarti e un'invenzione può risolverti, insomma, questa partita che era stata risolta per ben 2 volte andando sempre in vantaggio, poi per altrettanto 2 volte è stata rimontata la formazione di Feltrin. Colpo di testa ancora di Morbioli, spizzata indietro per prolungarla, nulla da fare. Però quello che fa un po' scalpore è questa miglior posizione in campo del Marcon in questi secondi 45 minuti di gioco. Davanti il Treviso che non ha assorbito ancora il gol della parità, quindi Paladin che prende palla, si gira, punta l'uomo ancora, lo allungano, punta l'uomo, tiene palla, la dà dentro per Pinarello che va al tiro, però è troppo facile. Pomiato ci mette i pugni, la mette in calcio d'angolo. Anche in questo caso Paladin ha preso palla, ha seminato un po' il panico in area di rigore, poi ha scaricato su Pinarello, palla che però non è riuscita ad andare a gonfiare la rete. La lasciano un po' tutti perché sapevano di essere in fuorigioco e la palla viene gettata fuori. Adesso è un po' un assedio, no? Adesso il Treviso deve per forza provarci. Paladin cerca di girarsi, guadagna un fallo laterale con le mani, arriva Strippoli ma non gliela dà, la vuole giocare lui e così fa Carraro ancora, torna indietro per Guzzo per Spadari che va ancora su Paladin, cercato moltissimo dai suoi compagni di squadra. Paladin viene bloccato dal difensore che gli tocca il pallone, poi si permette il lusso anche di un tunnel nei suoi confronti il giocatore che è entrato in campo con il numero 14 al quinto del secondo tempo e guadagna un fallo importante perché permette al Marcon di rifiatare, di tirarsi su. E guardate adesso come il Marcon sia molto alto rispetto alla prima frazione di gioco. Non so se avete sentito, ma l'urlo si è sentito fin qui in tribuna di Berto che dice non scappare su questa palla, che in effetti era per la sua ala che si è tolta e ha perduto palla. E in avanti ancora il Treviso, adesso deve convergere al centro, mettere dentro questa palla, ne esce un tiraccio che termina sopra la traversa difesa da Pomiato. Una buona discesa sulla fascia sinistra del campo, poi non concretizzata da un cross altrettanto buono come doveva essere. Purtroppo palla che termina alta, dietro proprio la porta e davanti alla tifoseria trevigiana. Pomiato, lungo il rinvio, Carraro che cerca di colpire di testa, ce la fa in secondo piano. Arriva Pinarello a dar manforte ai suoi in difesa, attenzione Bazzicchetto con il piede lungo per trovare, c'era il fallo forse su Morbioli, adesso ha possibilità Paladin, guadagna il calcio d'angolo sul tentativo di andare al tiro immediato di Paladin. Si posizionano in area Carraro, Morbioli, Ipati, poi arriva anche Guzzo, arriva Stradiotto, sono dentro un po' tutti, rimangono fuori soltanto Spadari che poi decide di andare un pochino più avanti anche lui, e Strippoli, è l'ultimo uomo Strippoli, poi c'è Bazzicchetto che è alto
fuori dai pali. Guarda là, si è inventato un salvataggio arrampicandosi sul palo, era indirizzata all'angolino, è riuscito a tirarlo fuori. Pomiato, bravo, un po' fortunato anche se vogliamo, però c'è riuscito. Palla ancora lanciata lunga, Morbioli tenta il numero e c'è il gol adesso. E c'è il gol. Tentativo di mezza rovesciata del numero 7 Ipati. È il numero 7 Ipati che va al gol, che porta in vantaggio nuovamente al 28esimo del secondo tempo. Ipati a sfruttare per bene questa sforbiciata, questa mezza rovesciata di Morbioli, che è finita sulla testa appunto di Ipati, che l'ha spinta in rete. Cambio nelle fila del Marcon. Fuori il 16, fuori guida entra il numero 8. E poi è entrato anche il numero 19 Zanatta, no, il 19 c'era già dentro, scusatemi, era venuto a controllare. Quindi entra il numero 8 al posto del numero 16, quindi fuori guida e dentro il numero 8 Gianni. 3-2 per il Treviso, che ritorna in vantaggio. Ritorna in vantaggio il Treviso. Si fanno sentire i tifosi. Tre a 2, vediamo se possono bastare questi gol, se il Marcon ha subito questo vantaggio e avrà difficoltà a reagire, oppure se avrà le forze ancora per reagire. 30° minuto di gioco, alla mezz'ora. Alla mezz'ora il Treviso è in vantaggio sul proprio campo al Tenni per 3-2. Palla che scivola fuori. E allora Pomiato, il portiere del Marcon, va al rinvio lungo. Paladin di petto per cercare Ipati ancora, galvanizzato dal gol. «30 minuti di gioco qui all'Uomo Bonotenni nella giornata della riapertura del Tenni dopo una stagione di chiusura. Finalmente il Treviso può utilizzare il suo mitico stadio. Spadari che apre sulla fascia sinistra del campo molto bene, palla che viene dentro altrettanto bene e Ipati non ci arriva per poco ancora alla deviazione. Corre Pomiati a prendersi questo pallone. Pomiato, il portiere del Marcon, pronto al rinvio lungo per spingere avanti ancora i suoi. Colpo di testa indietro, una spizzata, blocca tutto, ancora in avanti, un po' senza cercare tanti fronzoli il Marcon, per spingere avanti soltanto i suoi. Palla che termina fuori per Pinarello, che è andato sulla fascia, ma la palla è terminata in fallo laterale. Viene avanti Meneghel, l'autore del pareggio in precedenza. Poi si va dalla parte sinistra del campo, sventagliata buona per il petto di Paladin, di prima intenzione Ipati. E l'idea era buona per Carraro, che aveva tagliato un po' troppo presto, però buona l'idea
Palla conquistata dal Marcon, che prova ancora una volta a risalire la china. Sventagliata buona, Stripoli di testa riesce in qualche maniera a fermare l'attacco del Marcon. C'è Pinarello che è venuto ad aiutare il reparto difensivo, ha dato una mano importante indietro adesso per Bazzichetto, che sventaglia bene con i piedi dalla parte sinistra del campo. Altra spinta in avanti di Beccaro per Paladin. Paladin in una serie di dribbling la mette bene, è troppo lunga però ci sono gli applausi convinti del Tenni per Paladin, che è giocatore sicuramente di categoria superiore a questo campionato di promozione, quindi è chiaro che poi anche un giocatore che sa di essere di categoria superiore, poi con il livello che c'è, basato anche su tanti falli, su più agonismo, stenta a trovare e a far vedere tutto quello che di buono sappiamo e conosciamo appunto del giocatore. (3-2). Sembra essere stato colpito al fianco duramente il Marcon, con il nuovo vantaggio del Treviso. 34esimo minuto di gioco, ancora 3-2, scusatemi, il risultato. Paladin, Stripoli che la butta via e allora può ripartire dalla parte opposta Zanatta, tutta spinta in avanti con Tamburini per Meneghel. Tamburini sulla fascia destra del campo, la mette dentro questa palla, non si muove nessuno, per fortuna c'è Stripoli che va a colpire. Meneghel bene, la mette dalla parte opposta, ancora la testa di Stripoli che in questo momento sta lavorando più di tutti. Carraro che riparte, l'arbitro stava per fischiare il fallo che c'era, ma ha visto il vantaggio e l'ha lasciata andare giustamente. Palla che non riesce ad indirizzarla giusta Paladin dalla parte opposta, può ripartire ancora Meneghel per il suo compagno di squadra che verticalizza ed esce Bazzichetto in presa bassa e va a prendersi questa palla e a chiudere ogni discorso per gli avanti del Marcon. Gioca vicino su Guzzo, Spadari, Guzzo, ancora in avanti per Paladin che non salta, lascia andare la palla, la prende Borsato che la mette fuori, ma è ancora il Treviso a fare il gioco e a tenere le redini in mano della gara, che finalmente sembra instradata. Morbioli che vede la porta, si gira, poi aspetta l'arrivo di Stripoli, che con quanto impegno possa metterci non avrebbe mai potuto raggiungere questa palla. Non sbaglio nel tocco di Morbioli, palla che è scivolata via. Stripoli ci ha tentato fino all'ultimo ma non è riuscito a prenderla. Butta in avanti Spadari, poi Morbioli che la mette a terra. Pinarello, Paladin torna indietro, va a riprendersi questa palla, la dà per Guzzo che allora va su Stradiotto e poi Spadari ancora a memoria su Paladin. Paladin punta l'uomo, guarda la posizione dei suoi, poi va su Pinarello che torna indietro, ancora su Stripoli, chiama palla a Spadari ma Stripoli va indietro. Stripoli ancora con palla ritornata, può andare 1-2, palla che viene deviata sull'1-2 tentato e voluto da Paladin, palla che termina in fallo laterale con le mani Stripoli. (37esimo minuto di gioco, 3-2 per il Treviso qui all'Omo Bonotenni. Una buona palla messa dentro da Paladin per Morbioli, che viene anticipato molto bene dal suo diretto avversario in questo tentativo di deviazione volante in area. Sarebbe stato un bel gol sicuramente. Va al servizio, va alla battuta Paladin.
che lascia lì per Beccaro, e allora Paladin va in mezzo all'area piano piano, insomma. Beccaro, è una palla che non arriva in area, non arriva dentro. Beccaro dalla bandierina ancora per il calcio d'angolo, la mette dentro, questa volta è buona e questa volta si divora un gol già fatto. Stradiotto si è divorato il gol già fatto, gli è passato in mezzo alle gambe, non lo so perché non l'ha vista nemmeno lui, poverino. Palla che poteva essere il gol del 4-2, il vantaggio doppio, quello che avrebbe chiuso sicuramente la partita in sicurezza, in tranquillità. Palla che arriva dalla parte opposta, però il Marcon ormai sembra aver dato veramente tutto e quindi si è allungate le due formazioni. 4 le sostituzioni per Berto, nemmeno una per Feltrin, che non so se abbia intenzione di tenere l'11 in campo per tutta la gara. Paladin 1 contro 1, doppio passo, torna dentro, bravo, adesso la deve dare però e qui c'è il voler peccare in bellezza, in tutte cose belle. Le aveva già fatte le cose belle in precedenza, perché aveva lasciato lì sul posto il diretto avversario. A quel punto devi tirare, devi solo tirare dentro. No, mi pare no. Si gioca ancora con questo pallone conquistato a metà campo, poi c'è il fallo. Carraro si è fatto prendere dall'euforia, aveva il fallo sicuramente che gli sarebbe stato concesso, poi ha preso per il collo il giocatore tirandolo in parte, ed è chiaro che l'arbitro, insomma, crampi mi pare per un giocatore del Treviso che va a terra, e qualcuno a questo punto, Feltrin, potrebbe anche cambiare. Cambio intanto invece Berto, che manda dentro il numero 15. I giocatori, come potete vedere, ne approfittano per bere, perché, lo ripeto, giornata calda all'Homo Bonoteni di Treviso, quindi fuori Visentin, dentro il numero 15 intanto, dentro il numero 15, mentre Feltrin ne approfitta non per mandare qualcuno in zona cambio, sì, però vedo De Santis che si è alzato con la tabellina, con la tabella dei cambi, e allora Feltrin va al cambio anche lui. Entra il numero 16 che è Marcon, entra Marcon e dovrebbe uscire Carraro, che è l'ultimo arrivato in casa Treviso, sì. Ah no, non esce Carraro, ma esce Pinarello. Esce Pinarello che, come abbiamo detto prima, io lo giudico uno dei migliori sulla fascia, però deve incominciare a segnare la partita, deve incominciare a entrare in partita, ad entrare a farsi vedere, a proporsi, e non essere un po' così etereo. Ogni tanto lo vedi, però è un buon giocatore, soprattutto perché tenete conto che è un 2000 e quindi ha tutto il tempo davanti. Riparte il Treviso, Morbioli tiene palla, Morbioli ne ha troppi da servire, ne ha troppi, aveva un'intera pletora di giocatori da poter seguire e servire, e nulla, si spreca questa azione. Carraro che fa fallo sul portiere, viene ammonito Carraro. Non voglio mai sostituirmi ai tecnici, per carità, però io Carraro l'avrei
fatto respirare, essendo arrivato per ultimo. Lo avrei tirato fatto un po' fuori prima, ormai ha dato tutto quello che doveva dare, l'aveva dato, insomma adesso sta boccheggiando e quindi, ripeto, campo caldo, lui è arrivato in ritardo, quindi tutte cose. Sostituzione ancora, esce Morbioli ed entra il numero 20. E allora un cambio che non cambia nulla, scusate il gioco di parola, fuori un attaccante, dentro un altro attaccante. Ray Luna, che ha giocato agli ultimi anni, ha giocato a Nervesa della Battaglia, va a prendere posizione, pensiamo al posto di Morbioli, un pochino ad aiutare, lasciano Paladin magari davanti come puntero definitivo davanti e poi un pochino più dietro Ray Luna in appoggio. Vedremo se sarà così, insomma. 43esimo minuto di gioco, 2 al 45 al 90esimo, vediamo cosa e quanto si recupererà. Penso abbastanza, perché ci sono 4-5 cambi da conteggiare, quindi come minimo 4 minuti ce li sorbiremo di questa gara. Ancora il Marcon, attenzione al Marcon, perché poi quando mette dentro queste palle trema la difesa del Treviso, trema la difesa del Treviso, che ha difficoltà nel bloccare prima che i cross possano partire dalla destra o dalla sinistra, ma i pericoli tutti quanti sono venuti dalla destra. Butta dentro ancora questa palla e Bazzichetto può ringraziare tutti i santi che ha in paradiso, perché è andato benissimo allo stacco di testa il giocatore del Marcon ed è passata di pochissimo questa palla sopra la traversa della porta difesa da Bazzichetto. Bella azione, e vi ho detto, bisogna incominciare a saper difendere lì in mezzo all'area e non lasciare questo tipo di occasioni appunto alla squadra del Marcon, che sta tentando il tutto per tutto negli ultimi minuti. Vedremo quanto ci sarà di recupero per poter ancora una volta. 5 minuti, avevo visto più o meno, avevo fatto i conti più o meno giusto, 4 o 5 minuti con tutti i cambi che ci sono stati, ci stanno e come. Sulla fascia sinistra del campo lottano, poi prende palla ancora il numero 15 del Fornasier del Marcon, che cercava di andarsene, viene fermato in fallo laterale, palla con le mani da rigiocare. Viene a prendersi ancora una palla Carraro, poi la cede indietro per Spadari ancora la butta in avanti sperando che i due lì davanti si facciano vedere. I Pati la lascia rimbalzare e la palla non la trova più, doveva stopparla prima, palla che invece gli hai fatto fare un salto e non l'ha più trovata. Con le mani ancora il Treviso, 3-2 il risultato, siamo negli ultimi minuti, quelli di recupero sono esattamente 5, palla che gravita ancora all'altezza dell'area di rigore, nulla da fare, viene bloccato ancora, può ripartire il Marcon prima con Meneghel e adesso sembrano avere, qui c'era forse il fallo, gamba tesa, sì, gamba a martello da parte del giocatore numero 14 del Marcon, Chinellato. Mi sembra che abbia un pochino di birra in più il Marcon in questo momento, aveva tirato il fiato in precedenza, adesso ha spostato le linee ancora più avanti, sta dicendo Berto, le vuole più alti, tanto non ha nulla da perdere ormai chiaramente, e vediamo invece molti giocatori del Treviso un pochino in difficoltà fisicamente. Butta la palla lì, arriva in anticipo ancora il giocatore del Marcon, che poi da terra cerca di colpire nuovamente, era Borsato che rimane fuori. Palla che va a prendersela Stripoli con le mani, si prende tutto il tempo dovuto e necessario con le mani per Paladin. Adesso l'esperienza di Paladin per tenerla là, cerca di trovare e trova la rimessa in gioco ancora con le mani. Stripoli la deve buttare dentro, va ancora sul numero 20 Luna,
che poi si perde lì, si ferma, si blocca, nulla da fare. Pomiato che prova a velocizzare la ripartenza dei suoi. Metà campo superata adesso, non si accorge del giocatore sulla fascia destra del campo che se n'era andato. Palla che viene gettata via sulle tribune anche per respirare un pochino. Reclama il pallone l'arbitro. Marcon allo sprint finale, le ultime battute. Con il recupero si giocherà fino al 95esimo. Di esterno va a pescare molto bene il giocatore numero 4 Borsato in avanti, anticipato dal numero 5 di casa, il capitano Guzzo, la mette fuori, palla in avanti ancora, palla che sta per arrivare in campo, poi si ferma sotto la panchina, spreca tutto il Marcon. Adesso è stanca anche la squadra di Berto, che si accanisce contro il porta borracce, lo prende a pedate, si arrabbia. L'arbitro giustamente lo ammonisce, perché adesso si possono ammonire anche i tecnici, e giustamente ha fatto un po' di scena Berto. Capibile comunque, capibile, perché la partita, possiamo dire, viene dentro i pati. Non c'era nessuno, erano solo in due a seguire questa azione, lui e Luna. Palla che termina fuori. Vediamo se il gesto eclatante di Berto ha scosso i suoi. Viene in avanti, sbaglia, non c'è più birra da nessuna parte. Riparte ancora in avanti la formazione di casa, che spinge con Paladin, e allora Paladin sulla fascia destra del campo. Paladin entra in area, Paladin 1 contro 1, poi la palla la mette lì in mezzo e la offre a Ray Luna, che timbra il gol, che vuol dire vittoria 4-2. E adesso possiamo proprio dire che insomma è finita per la formazione del Marcon, che subisce il quarto gol. 4-2, la partita si avvia verso la fine. Il triplice fischio dell'arbitro dovrebbe tra poco arrivare. Si gioca fino al 95esimo, squadre provate, stanche, le abbiamo viste in più di un'occasione allungarsi. Poi abbiamo visto la scenata di Berto, che è stata fatta un po' per scuotere i suoi, un po' per dare la scossa giusta e la motivazione, però effettivamente non ce n'era più per il Marcon, come non ce n'era per il Treviso. Ecco, fischietto in bocca per il signor Zanin, per il signor Tiozzo della sezione AIA di Chioggia, che pone termine alla gara qui all'Omo Bono Tenni di Treviso. È la prima, dopo la sistemazione dell'Omo Bono Tenni, è la prima di questa nuova stagione. Squadre e giocatori abbastanza provati, li vediamo uscire dal campo molto molto stanchi. Finisce 4-2 per il Treviso, che vince questa gara contro il Marcon. La linea direttamente alla regia.